Oggi vediamo insieme come fare una pavimentazione di San Pietrini. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'Idea. Oggi un altro progetto presente. Vediamo insieme come costruire una pavimentazione effetto San Pietrini per i nostri diorami o i nostri presepi fatti in casa. La bazza, la cosa conveniente a Bologna la bazza, è quella che possiamo usare anche delle vaschette di polistirolo per alimenti, come questa qui, oppure il nostro amico polistirene dell'edilizia, che però dobbiamo andare a comprare. Quindi se non abbiamo questo possiamo usare anche delle vaschette magari un po' più grandi di questa. Ma non perdiamo tempo e vediamo subito la scheda progetto. Grado di difficoltà 2 su 5, tempo necessario 1 su 5, costo del progetto 1 su 5. Ci vediamo in fondo al video che vi spiego, anzi vi rispiego, perché se siete abitué del canale lo dovreste sapere già, come vincere questo presepe qui. Intanto vediamo come costruire la pavimentazione di San Pietrini. Per prima cosa dobbiamo realizzare la sagoma di cartoncino. Vedete, ha questa forma tipo a ventaglio, quindi con una riga facciamo un disegno su un foglio di cartoncino come quello che vedete sulla destra. Ci sono segnate anche le misure, quindi partiamo facendo un rettangolo 5 cm x 10 e lo andiamo appunto a disegnare. Poi sulla base allunghiamo mezzo centimetro a destra e mezzo centimetro a sinistra, poi prendiamo il compasso, lo puntiamo al centro, largo 5 cm e disegniamo un semicerchio. Poi lo puntiamo nel punto esterno e disegniamo altri 2 semicerchi in modo che rimanga quello spazio di 1 centimetro alla base. Poi, per essere sicuro, vado a ripassare il bordo e lo vado a ritagliare con un semplice paio di forbici. Questo pezzo ci servirà per avere il riferimento per disegnare i San Pietrini. Ora prendiamo la nostra vaschetta di polistirolo e tagliamo la parte che ci interessa. Poi ci posizioniamo sopra la nostra sagoma e disegniamo il bordo esterno. La sagoma è fatta per essere incastrata l'una all'altra, come vedete. Una volta che abbiamo disegnato tutte le sagome che ci servono, andiamo a mano a disegnare i restanti semicerchi dentro a ogni singola sagoma. Anche se non sono precisissimissimi, va bene poi uguale. Una volta che abbiamo disegnato i semicerchi, rifiniamo facendo appunto il singolo mattone, il singolo San Pietrino, utilizzando una matita. Poi prendo il mio intaglia polistirolo, oppure se non ce l'avete va bene anche un pirografo elettrico, un saldatore per intenderci, quelli a matita, e andiamo a sciogliere leggermente il bordino fra ogni sasso. Andiamo a creare un'incisione, ecco, sostanzialmente. Non tanto profonda, un paio di millimetri dovrebbe bastare. E andiamo a ripassare tutte le linee che abbiamo appena fatto. Sembra un'operazione lunga e noiosa, in realtà è piuttosto rilassante e piacevole. Anzi, secondo me è la cosa più bella di questo progetto. Dopo aver ripassato tutte le linee, con il pirografo o con la nostra punta, volendo le possiamo andare a ripassare ancora con la matita dalla punta arrotondata, in modo da allargarle un attimo. Poi passiamo tutta la superficie con un sasso irregolare o una pallina di carta stagnola, in modo da imprimere un po' una texture sui sassi un pochino più naturale, ecco. Ora questo è cemento da edilizia, un pochino d'acqua, direi del Vinavil, ci ho aggiunto, e del colorante acrilico marrone e soprattutto grigio in realtà. Otteniamo quindi questa pasta che è un pochino granulosa ma allo stesso tempo tingente e con la quale andiamo a spennellare tutta la nostra superficie,
avendo cura di non metterne troppa dentro alle fughe, se no le abbiamo già riempite e non si vanno più a vedere. Però appunto lo copriamo tutto. Dopo averlo passato lo picchetto un po', come vedete, in modo che abbia una texture un po' granulare. Quando si è asciugato prendiamo dei colori grigi, del nero per fare il grigio scuro, del marrone e del giallognolo sostanzialmente, e andiamo a differenziare un po' tutti i sassi in modo che prendano tinte leggermente diverse e poi dopo risulti molto bene e sembri una cosa naturale. Quindi vedete alcuni più grigi, alcuni più marroni e altri un pochino più giallognoli, in modo che siano appunto un po' uno diverso dall'altro e sembri una pavimentazione vera. Una volta che è asciugato prendiamo il nostro fugante per piastrelle, che è un materiale che si trova nei centri da edilizia o da Leroy Merlin, in sacchetti da qualche chilo, e noi ne usiamo un cucchiaino, quindi ce ne avanza sempre, e lo andiamo a mettere. Poi spolveriamo via l'eccedenza in modo che rimanga solo nelle fughe. Con un pezzo di Scottex, una volta che l'abbiamo bagnato con uno spruzzino con dell'acqua, andiamo a togliere anche qua l'eccedenza che rimarrebbe nelle parti superiori. Lasciamo asciugare e, volendo, ma è facoltativo, possiamo passare a pennello asciutto, quindi con poco colore, una tinta chiara, un color panna, un bianco sporco sostanzialmente, sulle emergenze. Poi andiamo a prendere del Vinavil, della colla vinilica, e lo andiamo a mettere in alcune delle nostre fughe, in modo da creare appunto un punto in cui dopo ci andiamo a mettere un pochino di terra o di sabbia, come vedete, per caduta, e fare appunto che nella pavimentazione ci sia una zona un pochino più sporca, un pochino più sabbiosa. Togliamo anche qua l'eccedenza scrollandola via e spennelliamo anche quella che è rimasta e poi lo lasciamo asciugare. Vedete? Cosa ne pensate? Un bel effetto? Non è così difficile da fare. Molto bene, e questo è il nostro oggetto finito, appunto, che lo possiamo utilizzare come tecnica per fare altri presepi, oppure proprio questo pezzo qui da inserire come base in una delle nostre realizzazioni. Allora, abbiamo detto all'inizio che vi avrei rispiegato come fare a vincere il presepe di cartone, che è un video che ho realizzato a gennaio 2021, quindi circa un annetto fa, e che ho deciso di mettere in palio quando ho raggiunto i 5.000 iscritti. È molto semplice. Per partecipare dovete mandarmi una mail o scrivermi su uno dei miei social, Instagram, Facebook, così. La mail è acchiappaidea@gmail.com e dovete mandarmi una foto di una vostra realizzazione che avete fatto prendendo spunto da uno dei miei video, sostanzialmente dimostrarmi che avete acchiappato l'idea. Avete tempo fino al 1° dicembre 2021 per mandarmi questa foto e iscrivervi quindi a questa estrazione. Fra tutte le persone che parteciperanno estrarrò una persona a cui invio proprio l'oggetto presepe che vedete in queste immagini. Bene, non mi resta che ringraziarvi, ricordarvi di mettere like qua sotto a questo video e di condividere il canale con tutti quelli a cui pensate possa interessare. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!